Giusy, mia Giusy, per te incomincia l'ora delle fate e invece già la strega è sulla scopa per trafugare i sogni del tuo babbo. Giusy, mia Giusy, la luna è d'oro, è splendida a far male e per te ride agli occhi e ti vuol bene, mentre è mistero, ignoto, è freddo, è morte lontana quanto è lontano il tuo pensiero. Domani, Giusy, da un mondo d'oltremare, piccoli atleti, Prometei senza freni, si lanceranno in cielo per portarci pugni di fuoco spento, incenerito, che accenda ancora orgoglio ed illusioni. Giusy, mia Giusy, la notte è muta, ha quasi un suo respiro, e la rana tra l'erba è folle di rugiada, tanto che trilla e trilla più canzoni. Dormi, mia Giusy, sogna le fatine e tra le stelle tremule dai vetri cogli la tua e fermala sugli occhi, la bacerò più tardi col respiro. Questa poesia fu scritta il 21 luglio del 1969, quando il primo uomo posò piede sulla Luna, e l'11 ottobre dello stesso anno vinse il primo premio della poesia Daphni a Palermo. Grazie. Benvenuti a tutti. So che siete in nove, benvenuti so che sono vedendo in YouTube, salutiamo a tutti e grazie ad essere oggi con noi per aumentare a Tonino Ledda. Su titolo che abbiamo dato oggi è se Tonino Ledda e il premio Ozieri, un sogno lungo 70 anni, un convegno, letture. Vamos a parlare delle somine, della visione sua, della poesia, della storia. E vamos a parlare del suo tempo benidore. Ne vediamo oggi con Dino Manca, professore dell'Università di Tattari, e se viene su presidente della giuria dei primi ottieri. Ne vediamo su Vinza con Simone Pisano, professore dell'Università de Sosistranzoso di Siena, i Seburu, i Settutu, e la giuria dei primi ottieri. Questo è uno dei suoi ultimi entrati, no, Simone? Con piacere Mannu l'abbiamo fatto entrare in sa famiglia dei primi ottieri. E in ultimo, ma non per importanza, parliamo su OE con Salvatore Tola, che è sudecano della giuria in primi ottieri, fino all'amico del Tonino Ledda, e andiamo a fare. E per vedere di poesia non possiamo fare gran manco di leggere qualche cosa, qualche poesia, che Tonino, figlio di poeta e tutto. E tanto, prima la legge da Vittorio Fizzu, presidente dell'Assozio Premi Ottieri di Letteratura Sarda, noi abbiamo fatto compagnia leggendo poesia a Pier Giuseppe Branca, uno dei più premiati in questi ultimi anni poeta in Sardegna. Noi abbiamo leggere qualche cosa fino a Samiga Tetta Becciu, poeta in Saburu, e te viene in Sassozio, premio Ottieri, Tetta. Sempre per essere ultimo, ma non per importanza, noi abbiamo a leggere una poesia di suo frate, Giuliano Ledda, che è in nove dai nanti. Benvenuti a tutti. Noi entriamo subito a parlare con Salvatore.
quanto sanno su bisese due e sa giuria, se vado. Io Microfono. sono arrivato qui, sono arrivato in Oghe, in Ottieri al Domo de Tonino, cantando sa giuria si va a dire in Domo sua, su 29 de Triula su 1977. 1977. Insomma, cacchi viaggi in Ottieri di la già fatto. Se volete che racconti qualcosa, racconto qualcosa. Come entriamo su? Sì. Tu che la sa con Nottu, siete stati amigos, Sì. e te non potete contare di quei 2 anni. Ma intanto io devo dire come ci sono arrivato qui. È importante questo anche per capire l'atteggiamento di Tonino. Era così allora. La giuria era molto articolata e c'erano 2 praticamente giurati parziali. Ce n'era Antonella Salvietti che veniva da Alghero e interveniva soltanto nel momento in cui la giuria valutava la sezione poesia catalana. Poi c'era siccome era stata istituita l'anno precedente la sezione poesia degli emigrati, c'era un giurato che veniva in rappresentanza del Messaggero Sardo, che era il mensile diciamo finanziato dalla regione per gli emigrati. Ecco, questo giornale aveva qui un rappresentante della giuria che veniva e partecipava soltanto nel parte della seduta in cui si esaminavano le poesie degli emigrati. Allora lì era stato nominato uno per questo compito degli emigrati che non veniva. Allora il direttore del Messaggero Sardo aveva telefonato al professor Bigaglia, e il professor Bigaglia, che io dico che tra le tante capacità che aveva, non so come lui abbia fatto capire che io potevo diventare è arrivato dalla Romagna, che non parlante sardo, potevo diventare un giurato, e comunque mi ha dato questo incarico. E quindi sono arrivato qui e ho cominciato a lavorare. La cosa curiosa è che Tonino Ledda mi guardava con un pochettino di freddezza e di sospetto, e me l'avrebbe rivelato successivamente. Perché? Perché diceva: a te non ti ho nominato io, tu sei piovuto così e io non... E questo è molto significativo del suo, come devo dire, di come era geloso, giustamente geloso, di questa creatura. Eravamo alla 21esima edizione, quindi la creatura aveva già preso le sue forme, il corpo, quindi è chiaro che lui cercava di fare di tutto per lanciarla, migliorarla di giorno in giorno, di volta in volta, e naturalmente aveva paura che qui arrivasse qualche elemento incapace o che portasse di danni e così via. Poi, come tu dicevi, insomma, lui stesso mi disse: poi io ho cominciato a vedere, per fortuna io evidentemente sono riuscito, a inserirmi discretamente, e quindi poi non solo poi mi ha allargato, e quindi io partecipavo, come partecipo oggi, per tutte le sezioni del premio, ma poi siamo diventati amici, ci parlavamo, ci telefonavamo, e la cosa, il maggiore, devo dire, come ricordo, il più importante gesto di amicizia che ho avuto da lui è che mi ha dato da leggere. Lui aveva un romanzo inedito, che poi insomma io penso sempre che forse si potrebbe prima o poi e me l'aveva dato da leggere, per così io gli tu ne vai su voi, giusto? Se ne parla. Giusto. Sete, si intitolava Sete. La giuria allora era composta era presieduta da Antonio, quando sono arrivato qui era ancora presieduta da Antonio Sanna, che dopo qualche tempo aveva abbandonato, era malato. C'era Nicola Tanda, c'era Leonardo Sole, c'era Giovanni Campus, conosciuto come Gic, critico cinematografico della Nuova, che poi è andato a vivere, si è trasferito a Roma, forse è ancora vivente, è anche diventato poeta in italiano. E l'impressione che io ebbi era naturalmente di una giuria di grande livello, di grande serietà,
dove non c'erano assolutamente, come si potrebbe dire, sotterfugi o parzialità o ingiustizia. Era come dire, l'intenzione di questa giuria era di lavorare con grande serietà, con grande impegno per la promozione della poesia sarda. Di questa serietà, di questo impegno io ne ebbi una prova abbastanza forte quello stesso giorno, perché io, diciamo, un po' così da neofita, avendo letto queste poesie, io ho soltanto una trentina di poesie, avendo lette, mi ero fatto un'idea, ero convinto che tutti quanti dovessero essere d'accordo con me su come io le avevo valutate. Quindi a un certo punto ho visto che c'era un po' di discrepanza e ho detto, dico, guardate, se non siamo d'accordo possiamo votare dico, se sarò maggioranza, se sono minoranza, sono minoranza. E Nicola Tanda allora mi aveva detto, dice, guarda, noi qui non abbiamo l'abitudine di votare, noi cerchiamo di procedere con la convinzione. E vi dico che io ho vissuto alcune sedute dove si lavorava, soprattutto nel periodo in cui Nicola Tanda e Leonardo del Sole erano, come devo dire, in sintonia, per far passare naturalmente una linea moderna. Io mi ricordo, quella che mi ricordo di più non è una seduta qui a Chieri, è una seduta a Mores, dove Antonio faceva le sue prime prove di segretario. Prima di venire qui, lui organizzava un premio a Mores e lì ci trovammo con una poesia moderna che non piaceva a, come si chiamava, Gigi Soggia, il direttore didattico. E mi ricordo un lavoro ai fianchi, lavoro ai fianchi è una espressione un po' sgradevole, un lavoro, diciamo, di convinzione fatto da Nicola Tanda e da Leonardo del Sole per convincere quest'uomo che era, come dire, ancora, come dire, un po' propenso a una poesia un pochino tradizionale, per portarlo su questa linea. E questo lavoro si faceva anche qui a Ozieri, senza preoccuparsi del tempo, senza preoccuparsi, diciamo, di arrivare, cioè con l'idea di arrivare a un accordo, però, diciamo, condiviso. Bene, mi dà l'occasione, se vado, di dare vinasa su che è successo su premi Ozieri con le università. Su s'imposto dei premi Ozieri è stato gusto di fare s'abbracciare con le università però la poesia sarda, pro la lingua sarda e pro la poesia sarda. Tanto è vero che la Saventomato, Antonisanna, fidi dell'Università del Tattari, dai Dando. Cagliari, scusate, de Cateddu. Docente di linguistica, sì. Oi che sto, questa sezione poesia sarda è intitolata Antonisanna. Donz'anno in suo concorso, bisogna 3 sezioni. La prima è poesia sarda intitolata Antonisanna, la duoso, la sezione prosa è intitolata a Tonino Ledda e la sezione 3 tra poesia e cantico, che è proprio questa sezione di poesia che si può cantare, no? Di che viene a moda e gai, no? Poesia con suoi schemas. E questa è la poesia intitolata a Antonio Cupeddu. Antonio Cupeddu che è su chi fa la prima gara a Bolu, in Sardegna, in su 1896, in Noghe, in Otieri, e l'amos in Noghe. Questo quadro che si esibidente, che sono iconico, non ha patto modo dello chiamare questo quadro. Questo Manzano, che è successo? Mi mutti sul telefono con un numero che noi è in rubrica. Rispondo. Sono Franco Farina. Franco Farina, che è il pintore di questo quadro. Mi hanno dato, sono in Otieri. A poter fare piacere si l'ho fatto abitare, si l'ho lasso cacchi die. Ha fonato. E già lo creo. Caso uno, cioè, io lo sapevo sempre io su questo quadro. Credo che tutto in Noghe, non posso preguntare a so che sono a vedere questa diretta, ma credo che lo conoscano tutto il mondo lo conosce
che hanno fatto su giro su mondo, fino a Marte, ci preguntiamo se un marziano ci conosce della poesia sarda, pensa da questo quadro. Ne sono convinto. E tanto non lo lasciata e ne approfittiamo per tornare grazie a Franco Farina di questo dono, ma proprio agradecido, non ho troppo parole per rinare grazie, che sono troppo belle. Poi torniamo a parlare con Salvatore. Dino manca. Tu insomma, non ti posso presentare che ti conosco in tutto, quanto sono attivo sul lavoro manno che fa che sei con l'università e non solo con l'università, che si meda fino a grazie a Ledda e che tu sei non reso e non dico quanto non reso si può fare dare review su detto non Ledda, ma grazie a Ledda nostra più di uno reso. Ma ora ne parliamo su Ago. Però insomma, potrei narrare che con te così ti chiedo di preguntare, ma l'importanza del premio letterario in Sardegna, la poesia, la letteratura, e ti aiuta data a sa cultura e a sa lingua sarda? Vado? Sì. Buonasera a tutti, a tutte e a tutti. Beh, è stata questa la grande rivoluzione di Tonino Ledda. Questa è stata la grande intuizione, quello dei premi letterari. Cioè il fatto che attraverso il premio letterario diciamo che il sistema letterario sardo acquisisce come dire, una sua valenza, un suo statuto che lo rimette dentro l'articolato sistema letterario anche degli italiani. Cioè qual era il punto? Oggi, badate, anche grazie al premio Ozieri, noi tendenzialmente anche all'università non parliamo più di letteratura italiana o di letteratura sarda. Tendiamo, è una concezione per noi ormai ottocentesca che si lega al discorso dello Stato-nazione e a un'idea di letteratura monolitica e monolingue che non è mai esistita. In realtà non è mai esistita. Oggi noi preferiamo parlare, e questa è la rielaborazione teorica che parte anche dalla riflessione del premio Ozieri, anche all'interno di quel dibattito, anzi soprattutto, di una comunicazione letteraria dei sardi e degli italiani, ma direi dei sardi, che tiene conto, come dire, di una produzione, di una circolazione, di una fruizione dei testi che avviene in condizioni di plurilinguismo e di multiculturalità. Perché poi arriva la seconda grande intuizione di Tonino Ledda. Il fatto che capisca che non è solo un problema di letteratura sarda e di lingua sarda, ma che è un problema di lingue e di letteratura della Sardegna. La bellezza del premio Ozieri, che a me ha sempre colpito, è che non c'è solo la produzione testuale in lingua sarda, ma c'è la produzione testuale in tutte le lingue della Sardegna. Non era così scontato, guardate che non è così scontato. Questa è stata l'altra grande intuizione, cioè che attraverso il premio letterario si sia riattivato un circuito interno di quella comunicazione letteraria che ci ha reso distinguibili nel reticolo, non voglio dire planetario, ma io dico italiano ed europeo. Cioè questo
questo elemento parte proprio con il premio. Io come poeta e come scrittore esisto perché ci sei tu che mi leggi. Questo è l'atto comunicativo. Attraverso il premio, i poeti che avevano le loro poesie nel cassetto, parlo della poesia scritta perché arriva la terza intuizione di Tonino Ledda, il passaggio dall'oralità alla scrittura. A Ozieri, patria dell'oralità. D'accordo? E soprattutto il fatto che la lingua sarda e le lingue della Sardegna trovavano una legittimazione nobilitante attraverso il letterario, cioè la capacità simbolica del letterario. Io adesso sto parlando una delle due lingue che si parlano in Sardegna, che è la lingua italiana, e la sto parlando perché un tempo c'era un signore che si chiamava Dante Alighieri che ha costruito una meravigliosa opera, come mi piace dire, cattedrale gotica in versi. Questo non si ricorda mai. Il grande potere dei poeti, modellizzante anche per quanto riguarda la valorizzazione della lingua. Infatti sì. Ti torno a dare questa parola subito. Sa bisogna che dappi tu, Tonino Ledda, ficcussa de narrere, deve essere chi sa poesia bolu fi bella, bellissima, la conosciena in tutta la Sardegna. E si ha pensato che sa poesia è scritta e ha dato a suo poeta su canto, su bello canto in storia di essere scritta e che poteva passare su tempo del suo poeta e tutto. Che se scritto resta da, come ti dice, questa parola che la se scritto resta da. Sa bisogna che da pedisse, vedi cusa de narre, deo cosa giù poeta questa parola oltre a li dare ore, limba e tempo per entrare in storia. Cosa è su capopessa 2. Allora, faccio il lezioso. È una deformazione professionale, mi perdonerete. Allora, nel Fedro di Platone, perché poi arriviamo ad Antonino Muraena, nel Fedro di Platone che odiava la scrittura o comunque si considerava un nemico della scrittura e come tutta la tradizione era per la parola viva, sa parola via, immagina Socrate che insomma, il dio delle arti vada dal re d'Egitto e parli di questa grande invenzione che era la scrittura. Dice la grande invenzione che fissa la conoscenza e il re d'Egitto rifiuta questo perché dice che la scrittura non è la vera conoscenza, non è la conoscenza autentica. Guardate che questa è nella tradizione anche della Sardegna, lo è stata. E lo dimostra uno dei più grandi poeti di Ozieri. Questa tradizione della parola in presenza, oralità e scrittura, che sono due modi diversi di comunicare, sono due lingue diverse, sono due testualità diverse. Una è situazionale, emotiva, gestuale, mi vedete adesso come comunico, e si consuma qui, è teatrale, no? E si fonda sostanzialmente sul grande potere della memoria. L'altra è fredda, distaccata, che si fissa nella tradizione, nel tempo. Sono due tradizioni diverse. Jacques Derrida confuta, impugna questo discorso della tradizione della parola in presenza e dice no, attenzione, la scrittura è anche, come dire, capacità di aprirsi alle tante interpretazioni di quel testo nel tempo. No? Poi arriva Gadamer in Verità e Metodo che esattamente parla di dialogo con la storia da questo punto di vista. Tonino Ledda, secondo me, capisce
che non può non esserci anche la scrittura in un momento in cui le culture egemoni, in questo caso quella italiana, vinceva anche attraverso una tradizione scritta, in una regione, in una civiltà in cui da noi l'oralità era, come dire, era l'oralità primaria. I sardi avevano, come dire, una capacità di organizzazione uditiva dell'esperienza. Questa era l'oralità, e che aveva accompagnato, come dire, tutta la tradizione poetica. La cosa più bella e secondo me più interessante è che la scrittura, come si afferma, non solo riattiva quel circuito della comunicazione, che rafforza il sistema letterario sardo, ma quei poeti non sono disgiunti dall'oralità e attingono dai grandi serbatoi dell'oralità e restituiscono in scrittura esattamente ciò che poi tutta quella tradizione poetica aveva dato. Se mi dai un minuto, non fosse altro perché era uno dei cavalli di battaglia del nostro maestro Nicola Tanda. Per Aula Bia, Antonino Muraena. Aggiungo, perdonatemi, che senza il premio Ozieri, senza l'invenzione dei premi, perché poi c'è stata l'attrazione, anche in questo caso legittimante, di Ozieri, perché da Ozieri sono nati tutti gli altri premi e hanno capito. Senza il premio Ozieri noi non avremmo potuto conoscere i migliori poeti in lingua sarda del Novecento. Non avremmo potuto conoscere Predu Mura, non avremmo potuto conoscere Publio Dui, non avremmo potuto conoscere tanti altri autori come Benvenuto Lobina, che sono dei grandissimi poeti e scrittori. Questo lo si deve al fatto che quella testualità ha circolato. Per Aula B, a proposito di oralità e scrittura, una per Aula B, quando est offerta in nada, ed essa prima orta, chi da euca bessiti, insistante mattessi est accabada. È sconsumida, è morta. E gai naraian chi millia regionoso, sabidores antigoso, e serioso e bonoso. E esos apentados fideles vi creian. Ma eo, chi non so sabidore né anticu e né nou, ma consideradore de bono considero, dare gli spotto pro chi onzi umana per aula, nada a omine biu, e ascoltada e risu impianto, tanto solo incominciat a vivere, ed este de pensamento eternuolo. Tanto come mi torno a collegare a su Casanatu e pregunto a Simone. Microfono. Ma secondo te, Simone, sempre che tu lavori per l'università e lavori in altra giuria dei premi, ma secondo te pure, come ti dite se si impolta della letteratura sarda, della letteratura in lingua sarda, per affollire la presenza del sardo in questa società? Tanto, amornau bene che la letteratura è s'impreu de sa lingua sarda pro facere letteratura iscritta, è stato importante meta pro dare coscienza a
tutti sos che scriviano in sardo. Tanto, sul primo passaggio è questo, bivini dai sos primos annos de su Novicentu, sos poetas che scriviano e chi aiana vinzas su mermeddu de cercare una lingua letteraria media che pro tutto essere clara, essere compresa. E tanto questo impreu, questo valore che Tonino Ledda ha dato a sa letteratura scritta è un passo di importo manno. È stata la prima volta che si navata che questa letteratura che stava a banda podia trovare un momento di importo e di visione per tutto su essere sia a campo e tutto la conoscevano, la cominciavano a conoscere. Tanto questo è il primo passaggio di narrare vinzas a politico, di importo umano pro usarlo come lingua di cada dia, come lingua del suo popolo sardo. E poi la letteratura è un passaggio di narrare normale pro tutte le altre cose che vengono appustisi. Tanto si imparonzo de su sardu in sas scolas, che Galu de semur faveddande, insomma, non è una cosa Galu scontata. E poi beste l'importanza de sa presenza in sa società. Noi non vedimmus su sardu, l'intendimmus, lo vedimmus scritto, ma non ve l'intendimmus, ma non ve lo vedimmus. Non beste, non vi sono iscrizioni, come si nata linguistic landscape, in una paragola di Orune. Non amus una visione di su sardu come lingua normale. E è stato in Porto Manno su premio Ottieri Vinzas a Procusto, che ha cominciato a dare indittos di grafia. Sa grafia pare una cosa che beniti appustisi. E ergai, noi prima impariamo a faveddare, si è nata la priorità ontologica del parlato, se lo namiamo in italiano. Noi prima imparammo a faveddare e poi scrivimmo, tanto benit appustisi. Noi vivimmo benissimo che ne scrivere, non va bisogno di scrivere, però questo bisogno beste. In qualche maniera che no, a capo questa scusami, ma in senso che per un poeta scrivere è un bisogno. Beh no, perché per un poeta è un bisogno. Questo che finande prima bisogna stare a generazioni che hanno inteso sos poetas, che intendiano sos poetas in sargaras, ma finza in altre attività. E la poesia va che a parte della vita de cada dia, ma commente qualche cosa che si intendia te via. Poi abbiamo incominciato a scrivere pro quando è che abbiamo incominciato a imparare la lingua scritta, hanno incominciato sos miceneos, sos creteses, proite, che piana compudate, piana viere, cantu tridicu biviti, cantu vinu biviti, cantu ozu biviti. Non la scrittura l'abbiamo impreata per fare cose gai.
Poi è incominciato su bisogno di lasciare a soschi benini appustisi sas cosas che abbiamo spessau e sas cosas che fini vinzas bellas allas intendere. E tanto questo è su passaggio che bestistau, però non la va che era longa troppo, se no non dormimus. Sa importanza manna de su premio è stau vinzas a dare cussenza a tutti os amantiosos de su sardo, non pezzi a sos poetas, che una lingua iscritta, sì, che rimmus ponnere sa lingua nostra, parisi, chi sa satera limbas, una lingua iscritta beccheret. E tanto custos indittos che su premio Otieri a dau vinzas prosagrafia, este s'incominzu de sa chistione de sa lingua sarda. S'incominzu de s'affortimento de su sardu in sa società sarda e tutto. Questo è. La prima cosa importante de narrare è che è stato importante non pezzi pro sa letteratura e pro sos amantiosos de sa poesia, ma è stato importante pro tutti os sardos. Questo va da narrare. E questo è sicuro. Torno a Salvatore per questo, per entrare in quest'altra regione. Tonino Ledda, anno per anno, che caia di mezz'orare questa creatura narrata Premio Otieri, no? Tu che hai saido, insomma, non ero nascere ma crescere la saido su Premio Otieri, e te t'ammentas di questo travaglio che si fa che non si fermare mai per scendere da ogni dia a commente mezz'orare su Premio Otieri. Sì, ma è vero che essendo arrivato io qui quando era la 21esima edizione, molto era stato già fatto. Io credo che lui, cioè, sono abbastanza sicuro che lui abbia fatto esperienza, lui ha fatto esperienza dei premi di poesia della penisola, lui vinceva, partecipava e vinceva, e quindi è lì che lui ha cominciato a vedere come te vaghiana gussoso e si è messo il problema di come te poteva fare in oghe, cioè praticamente prendere il modello di un premio letterario e adattarlo alla nostra civiltà, alla nostra lingua, alla nostra cultura. E diciamo almeno due cose volevo dire che lui, diciamo, ha escluso, cioè lì c'erano, ci sono ancora oggi molti premi in cui si paga la tassa di lettura e ci sono anche dei premi dove ti fanno vincitore e ti propongono di pubblicarti il libro o l'opera se tu paghi. Cioè, Tonino Ledda ha avuto il merito, diciamo, forse anche, come dire, pensando che nella nostra società queste cose avrebbero potuto, per dirlo un po', diciamo, razzisticamente, sono cose un po' napoletane, ecco. Cioè, ha pensato che qui non si... E quindi lui ha escluso, intanto, sia la tassa di lettura, ecco, evidentemente la sua idea era che era l'ente pubblico che doveva, in qualche modo, diciamo, promuovere questa attività culturale. E naturalmente non si è mai sognato di proporre ai poeti di mescolare, diciamo, la partecipazione alla poesia con la pubblicazione delle opere. E per fortuna poi abbiamo visto che quasi nessuno, tutti quanti quelli che hanno seguito, poi questo modello si è imposto, ecco, per dire in poche parole. Ecco. L'altro, poi il lavoro che lui faceva, e il quale io un po' ho assistito, è quello di lavorare sempre intorno alla giuria, diciamo, sempre per Milano. Abbiamo già detto che era molto articolata, però diciamo, è curioso vedere come lui l'ha mossa dall'inizio. Io mi sono segnato alla prima edizione, lui si è rivolto ai migliori che trovava qui. Io credo che quelle persone di una certa età me li sono segnati perché io non li ho conosciuti. La prima edizione 1956, giuria. Presidente Domenico Masia,
giurati Giovanna Comida Campus, Pietro Terrosu, Francesco Morittu. Io non li conosco, però si capisce che era tutta gente di qua. Però già al secondo anno, presidente Francesco Masala. Al terzo anno arrivano un giornalista, Mossa Pirisino, che credo che non so dove fosse, ma risiedeva a Cagliari. Poi c'era questo preside di Nuoro, Gavino Pau, e il terzo non me lo ricordo. Però, diciamo, c'era questo, praticamente poi, diciamo, c'è stata leggendo questi verbali, c'è una continua dinamica, per cui si può dire che nella giuria del premio Thieri sono state coinvolte le maggiori personalità, diciamo, Maglio Brigaglia, ecco, c'era Carlino Sole allora, non c'era Leonardo, c'era Carlino Sole che era di Padria, storico dell'Università di Cagliari. E poi naturalmente al quinto e sesto anno è arrivato Antonio Sanna, che è stato il presidente che ha dato la maggiore impronta e ha lavorato in quegli anni in cui c'era un grande impegno a spingere i poeti ad abbandonare i moduli addirittura alle volte, diciamo, seicenteschi, settecenteschi, per entrare nella poesia moderna. E quindi questa è una cosa che è continuata sempre con una dinamica, e continua un po' anche oggi. Questa è la giuria che continuamente si rinnova, si amplia, si riduce, ma sempre col tentativo di migliorarla. Poi io quello che ho assistito è stata la grande intuizione di Tonino Ledda, al momento che lui era malato purtroppo, vedeva la sua vita, come devo dire, in pericolo, accorciarsi. La grande intuizione è stata quella di chiamare, vincere le esitazioni. Pare che fosse più esitante lui della moglie. È vero che tu lo incoraggiavi, Antonio, ecco, Antonio Canal, la moglie lo incoraggiava, Antonio era un pochino perplesso. De cultura, vi li conto voi questa bella storia di Tonino Ledda e di Antoni, che ti è con noi. Per dire la continua, come dicevi tu, la continua preoccupazione che Tonino aveva di migliorare, far crescere, far andare avanti. Perfetto. Su chi via passando, da quando ho incominciato a me mi ha chiamato Antoni a dare una mano preso che volto su premio Thieri, una delle prime cose che ho inteso intende a fare dare con Bosi, con tutto quanto, è ma questo premio letterario in Sardegna, che poi su De Thieri è stato su primo, a OE è uno dei suoi premi più longevo, si può dire, non dico si può dire longevo, che va dire in saldo me l'ha fatto, ma più di una. Che siamo uno dei suoi premi che siamo a 65 edizioni, dal 1956, OE, siamo a 65 edizioni, una pace anno è stato biennale, però siamo tra il primo premio letterario in tutta Italia, cioè non è una cosa, devo credere che sia un antumanno di Saida, di Sardegna, di Area Cultura Premio, Gai, proprio sul travaglio che non ha mai si primare, di Tonino Ledda prima e di Antoni poi, di su quale abbiamo già fatto dare. Tornando a questa pregunta, perché mi sono girato fino all'estero dei culti. Sul premio letterario sono troppo, sono poco, o aggiungono o come i pagane sono poeta che sono troppo. Questa partecipazione è aumentata grazie al fatto che i premi letterari sono meda o no? Uno giro l'estero di banca, uno giro l'estero. È come dire se sono troppe le scuole elementari non sono mai abbastanza, le scuole elementari ci vogliono dappertutto. È una grande scuola, addirittura la cosa di cui
ci rendiamo conto, noi che diciamo siamo vissuti un po' in questo ambiente, si è formata una comunità. Se noi veniamo qui a Ozieri e troviamo gli amici di Ozieri, però arrivano dalla Gallura, dal Campidano, così. Andiamo in Campidano e lì troviamo gli amici del posto, e però ci sono quelli, cioè si è formata una comunità che è tutta poi intessuta di un reticolo di amicizie, di rapporti culturali, di scambi, anche di pubblicazioni, di prefazioni e così via. E per cui diciamo, se ce ne fosse uno in ogni paese della Sardegna, quanti sono, 300 e più, andrebbe bene. Naturalmente con questo sforzo che c'è, poi ciascuno magari per un lato di seguire il modello, però di trovare magari poi anche una propria caratteristica particolare. Io su Mattessi sono d'accordo, va bisogno di occasione se io posso dire questa cosa come linguista. La comunità dei suoi poeti sono promenettuti, sono stati una sienda manna di materiale linguistico, tanto sono importanti se non pezzi pro sa letteratura, ma finza sa pro s'imparonzu, pro sa fortimento de sa limba, pro intendere pro sa si spissu questa limba, che non sempre l'intendiamo come la dobbiamo intendere. No, non c'è dubbio che i premi non sono mai troppi. E ciò che è stato inserito, da questo punto di vista, che è stato attivato, scomoda una categoria, come dire, che è culturale, politica, oltre che letteraria. È un fatto democratico. Cioè un fatto democratico. In Italia noi siamo stati sempre abituati, come dire, ad avere una concezione elitaria, aristocratica della letteratura. Ed è una delle ragioni per le quali c'è stata sempre un'interferenza in quello che Michelangelo Pira chiamava, e non solo linguisticamente, il conflitto dei codici. Cioè il fatto che noi non ci riconoscessimo in quei modelli, anche di poesia, che era una poesia alta, sublime, no? Elevata. E la metafora che io ricordo Tanda utilizzava era quella dei campionati di calcio. Noi abbiamo Messi, noi abbiamo Ronaldo, allora avevamo Baggio. Ma perché? Da dove nasce Ronaldo? Perché c'è il campionato di terza categoria, c'è il campionato di eccellenza, c'è il campionato di Serie C, c'è quello di Serie B. I premi sono questo. Cioè attivano appunto quel circuito, anche quella competizione tra poeti, ed estendono e certificano una competenza letteraria diffusa e popolare che in Sardegna c'è sempre stata. Io credo che la comunità sarda sia una delle comunità che abbia la più alta competenza letteraria di una scuola impropria, che è quella della comunità educante della sabiduria popolare, che tu non trovi da nessuna parte, cioè persone che non hanno mai fatto la scuola e che improvvisavano e mettevano insieme delle ottave in versi endecasillabi rimati, cioè una competenza letteraria e una funzione poetica del linguaggio, direbbero i linguisti, che è impressionante. Tu salivi su un palco e questo si è trasferito naturalmente anche nella scrittura ed è stato fondamentale. E aggiungerei anche che grazie alla scrittura, cosa che non accadeva con l'oralità, molti poeti hanno iniziato a contaminarsi con le modalità compositive e formali della migliore poesia europea. Predumura leggeva Garcia Lorca. Questo non c'era con l'oralità, è iniziato con i premi e con la scrittura, che leggevano i poeti, imitavano i modelli, li trasferivano. Per cui il verso libero, un'odissea de rimas novas, le famose,
era il grande dibattito all'interno del premio Ozieri, ne è testimone Salvatore, ed è un dibattito che tu sai, sei testimone, è ritornato anche in questa riunione, tra tradizione e modernità, tra il verso libero e il verso rimatto, tra le vecchie modalità. C'è un ritorno della tradizione, ma quella generazione lì, che si stava contaminando con la migliore lirica europea, riporta in lingua sarda come dire, modalità compositive che rendono moderna, sempre più moderna, quella letteratura, tant'è che alcuni dei nostri autori sono stati pubblicati anche dalla Mondadori. Predumure e Antonino Muraena tu li ritrovi nelle antologie curate da Brevini della Mondadori. Noi entriamo, in quel caso, aveva visto bene, dentro l'articolato sistema letterario degli italiani, e proviamo a entrare in quel canone con la nostra specificità. Ecco. Benissimo. Bo conto un altro conto. Sadiede chi sa giuria si a unidi pro severare su Binchidores, poi sono leggi tutto, se poesia, e hanno fatto un primo passaggio, una ramo gai, beh, questa die in cui tutto un pare in una banca, una die bella, longa, e in questo anno che Deo resto, come ti dice, attraucato da questa bellezza di intendere sa giuria fai dentro della poesia che hanno leggito. E Deo a un certo punto gli ha preguntato, ma può essere che so poeta giovane non inviene so componimento di solo a suo premio Thieri pro una timoria che non siene abbastanza bravo pro partecipare a suo premio Thieri? Ve li ha preguntato, non intro troppo in Sarregino, devo Kelzo lasciare logo a Issoso, ma ha proprio fatto su la similitudine con su calcio, che bisogno so chi fa che ne sa torneo minore e poi piano piano so chi grecene in biene sui primi tiri. Però un'altra cosa di importante è che pronare l'anno passato a ben che uno che vidi la prima volta che partecipai alla sui primi tiri. Uno dei premiati dell'anno passato pronare che non è una regola che so poeta giovane o meno giovane che hanno più poca esperienza adesso manno mantessi hanno la osa di chiccare, di partecipare sui premi tiri e fino a deccere. Questo è bello che è uno contorzo a suo poeta a mezz'orare e a chiccare di mezz'orare in scrittura e in sua poesia. Fai di poesia amo come altra leggita di poesia ha detto Nino Ledda e diciamo Tetta Becciu e a seguire Pier Giuseppe Branca. Se tu mi chiami è una poesia tratta dal libro Canti e Lamenti. Se tu mi chiami, verrò, anche dagli abissi del mare, anche dal mio letto di sposo, e salirò per strade di nuvole, sopra ciottoli di teneri fiori. Se tu mi chiami, salirò, tenendomi per mano ai nemici, ai malati, ai deboli, agli ignavi, e tutti mi saranno fratelli, con la fronte splendente di bene. Se tu mi chiami, Signore, sorriderò alla lepra, ai tumori, alla morte improvvisa, alla follia che non comprendo. Se tu mi chiami, leverò il capo, cercandoti per questo dolcissimo cielo d'aprile. Pier Giuseppe Branca, de Cheremule.
Stati in Tattari. Este è uno dei poetas più premiados in questi ultimi anni, non solo in Ottieri, ma fino in tutta la Sardegna e credo non solo in Sardegna. Grazie a essere venuto a fare compagnia e a leggere di Tonino Ledda. Sono piacere sempre tornare a Ottieri e essere un paraboisi. Devo andare che non conoscia il scritto di Tonino Ledda e ha capito la fortuna di leggere e mi ha ammagliato massimamente per sostema e per sabiduria che si può intendere in suoi versi. Preghiera del pastore di Sardegna. Vabbè. Puoi udirci, Signore? Non sappiamo pregare, non troviamo parole, leggere come fiori, quali ti salgono dalle labbra dei preti e i nostri volti, saldati dalle pene, fanno timore, non portano al perdono. Odoriamo di capra, di denso concime, pensiamo solo all'erba, al cacio, alla lana, sogniamo acquavite, balli sui sagrati, l'amore cantiamo e imprese di banditi. Non possiamo elevarti le lodi delle chiese, non sappiamo pensare alle cose dei santi, però se torni anche in carestia, gli agnelli uccidiamo per farti la cena. Oh Dio del cielo, ti tendiamo le mani. Tu non guardarle, sono tanto scure. Siamo pastori, non sappiamo pregare. Grazie a Pier Giuseppe. E tanto qualche idea oggi abbiamo pensato tutto su che vedi questo atto bello di oggi. E una die mi mutti di amico Cristiano Becciu, che è il nome, il Seburu in sa giuria dei premi Ottieri, è un grande studioso della poesia sarda, di Lunaro, ma se cugiare di Lunaro sempre, è uno che resiste a fare comprendere quanto è bello Susaldo, quanto è bello Susono di Susaldo, e se poi è tutto una volta, mi pare, se non mi mento male, sa inchito una volta un premio Ottieri, e di Lunaro, tu sei che Piero Angela pro Susaldo, come te ne vai a dire, lo comprende in tutto, le zero, il suo mantesimamento, narra cosa tempo umano. È mannato a Paccioppato una cosa bella di Tonino Ledda. E te questa cosa bella? È anche un video di Sarai a Cioppato in Sattecca e tanto abbiamo deciso di voler capire. Tanto noi vediamo su questo video e poi Cristiano ne vediamo su. I bambini vengono a scuola e parlano in gran parte soltanto il sardo. Qual è l'esperienza di un maestro in questo campo? Come tratta i bambini, come parla con loro quando cominciano a parlare italiano? Perché guarda, il problema, innanzitutto che classe ha il maestro. Più piccoli sono i bambini, meno sanno parlare la lingua ufficiale, sanno parlare cioè quella del loro focolare domestico, del loro ambiente, perché il bambino riflette l'ambiente in cui vive. Ora, ovviamente, per un maestro sardo è facile fare questo agganciamento, perché noi dobbiamo nella scuola non creare una parentesi diversa dalla vita, ma dobbiamo fare una continuazione della vita. Quindi dobbiamo accettare il bambino così com'è, nelle sue espressioni dialettali, comprenderlo e a poco fare in modo che il dialetto venga sostituito dall'italiano, ma non cancellando il dialetto, ma far capire al bambino la differenza tra dialetto e italiano e fargli parlare correttamente l'italiano.
E chi poteva abbogare a Pizzo più di un studioso di Sardo, di questo video da Esatteca Rai. Tanto Cristiano, bene. E noi che potete stare qui o se no no? Tanto già. Io innanzi a Tio Cupeddo, a Tio Murito e a Tio Irasto devo fare dare in lingua nazionale salda, che se no si dà nostra questa bella tomba in noi sono. Tanto... Questo filmato, in nella soppato, dai, contanos. Devo come bonnare un bello verbo tiereso che fosse, non dico si bello in altra vita, che è bubusente. Bubusente che narra in italiano un rovistare. Uno quando bubusa va acciappa fino a cosa come si tocca e una dievia che rende materiale linguistico che sa vaina mia e fino a cosa linguistica ha ponato tutto, mi pare di lui conoscere Tonino Ledda e mi informo di questa trasmissione e fini battutlighi puntadas di una trasmissione che si narra dall'Italia dei dialetti. Già su numene non fa che da comprendere che alle vidi si intento di chi è la ghiata questa trasmissione. E chi è la ghiata? Quando naro questo numene sambenato a Simone Liuddi Susambene, che vidi cintura nera di linguistica in questo anno, e si narra Giacomo Devoto. Forse che qualcuno non lo conosce, ma canto solamus habitus vocabolario devoto oli e questo più di oli vivi devoto e Giacomo Devoto ha s'intento di inghiriare per la regione d'Italia mostrando a sa gente massimamente in un periodo in ues italiano devia provolsa essere imparato che da pago più a manco 20 anni italiano, siamo sul 1969, calcolato 50 anni, e isse intervista da Battoro Mastroso, uno in Genova, facendo abitare commente su genovese vi cambiende, e su un altro che li fa in italiano li narra da l'hijo e cambiendes italiano e abbiasa e neghe vinas de su genovese, ma fino a su genovese cambiende. Però sono cose apponato di interesse ma non rivoluzionarias. Poi che si in Lucania, come te li narraiano a Basilicata, e intervista con un altro che ha una classe barria de vicino che andavano in classe sempre a disora, sempre in ritardo fine. E lì che dei pruite che andavano a muove su Manzano, su sicureddos. E tanto entraiano in classe e insomma su altro li devia imparare l'italiano, male come tapputi dubbi l'ha fatta. Poi che besidu in una idda laziale che si narra da Aprilia, una idda che è nata dal anno 30, dunque giovane, in ue baia da pizzinnos di ogni zenia, del Lazio, e da tutta Italia, ma fino da Africa, dalle vecchie colonie come te li narraiano di Africa. E poi è da Sardegna, che lo fa che bene, poi va podato Deo. Come te vaghia da conoscere a Tonino Ledda? Assicuro lo conoscia che su intermediario vidi Antoni Sanna. Antoni Sanna vi cattedratico, vi professore all'Università di Cagliari. E tanto in Sardegna fa che intervista in notieri e difatti noi se bias intervista a Tonino Ledda si andate a chiacchiere, ma fino a intervista a picciocos e a piccioccheddas e mancari sa gente naraiada e isse tutto l'Italia dei dialetti, no? Quando lei cosa parla? L'italiano o il dialetto? È una pizzina autierese la riporto proprio come te li devia rispondere, paria ad un improvvisatore, in saldo, come a narrare, non vivi né limba né dialetto, in saldo. Estenuanto, no? Credo tutto noi sì, estenuanto quando non era tu vai in dialetto no, fai in lingua salda, estenuanto, credo che tutto quando non era in dialetto no, hai sentito una cutta lingua, questo è introdotto. Un'altra cosa Cristian, che mi ha un po' mancato, intendendo questo giovane Mastro Ledda
A suo tempo a 41 anni. 41 anni. 41, su 69. Come ti dicono, diversamente giovane, giovane come non eravamo sempre, diversamente giovane. E se vai da dei sughi, secondo se devi fare si cola in confronto a Susardu e a Italiano, che lo dobbiamo aumentare, o deve essere, come dire, li chiamo tutto, però in Nicola, dal suo tempo del suo fascismo, fidi, cioè Susardu deve dei comparrere. Credo che fino a Iana Poltu su divieto a Sagarasa. Questo lo dobbiamo aumentare, no? Capiti? Vietato tassativa, non si poteva più fare Sagarasa chi di Antonio Cupeddu. Non si poteva fare. Noi che si italiano, però insomma, sono in cui 2 anni tutto primo. E se vai data si deve fare si cola in cui 2 anni 60, però cadendo a suo uso, suo pisello vai da anni saddo, no? Non fidi Gai Vazzli che suo pisello a suo uso vai da una oe italiano e pago il nuda, fai da Susardu. Tanto. Rivoluzionario, a me viene da conca un aggettivo via da narrare, ma non lo so neanche che siamo in una bugia per aumentare e ondrare a Tonino Ledda, ma Lunaro ha detto tu fino a Giacomo De Votto e poi Lunaro che abbiamo mancato un ubiculeddo, non dico come è brincato da esa trasmissione, ma lo leggio. E a proposito di leggere, voluto narrare su Garripullu in chimbe paraulas quando su intervistatore li narra i bambini vengono a scuola e parlano in gran parte soltanto in sardo e già non se nende chi in famiglia su saldo in utieri se va da Iala fino agli anni 70. Qual è l'esperienza di un maestro su questo campo? Come parla con loro quando cominciano a imparare l'italiano? Tonino Ledda, dei uomini intelligente come te vedi, li narra. Dipende da che classe è il maestro. Più piccoli sono i bambini, meno sanno parlare la lingua ufficiale. Li dà un assistente italiano, sa lingua ufficiale, non sa lingua prima, sa lingua numero 1, sa lingua che devi abbincare, è l'ufficiale. Su vidi. Sanno parlare quella del loro focolare domestico, del loro ambiente, perché il bambino riflette l'ambiente in cui vive. Ma alichidese, i te garriga pedagogica da questa frase. Chi due non se condividendo sa famiglia, non sentende, non fa desinsaldo, se condividendo sa famiglia, perché noi dobbiamo nella scuola non creare una parentesi diversa dalla vita, ma dobbiamo fare una continuazione della vita. Abbiamo fatto 1000 convegni su Montessori, ora ne siamo fatti una, ma intendendo se garriga pedagogica, quindi dobbiamo accettare il bambino così com'è. Nelle sue espressioni dialettali, comprenderlo e a poco fare in modo che il dialetto venga sostituito dall'italiano, ma non cancellando il dialetto, ma far capire al bambino la differenza fra dialetto e italiano e fargli parlare correttamente l'italiano e sa narrare chi si è agguerrato, ha tribagliato pro su bilinguismo. I gente che in Sardegna ha bagliato bilinguismo con diglossia. Però se vi guerrende sul bilinguismo su 1969, quando hanno bagliato un sisino di dinari statale e regionale per pagare su Saldi Nicola, a Sindonu, ma i tessi non rivoluzione questa parre mio. Poi sigidi, su bello che si intervistatore Lunarada, poi sigidi, il bilinguismo li pregunta, da che lui comprende, si intervistatore non è sapere. Cioè, praticamente in dai segui Giacomo De Votto che fa che saldimandas. Il bilinguismo arricchisce la personalità e il senarada. Vi cito una frase del filosofo Bacone: un uomo ha tante anime quante lingue possiede. E poi narra del suo metodo didattico che vi impitende, il metodo del parallelismo, cioè il senarada e ho fatto salesciones. Leamus a paraulas a un campo semantico e fatto saccaramento il confronto tra italiano, sardo e latino.
la nomenclatura. Per esempio, se devo parlare di ovile, mi viene da dire pecora in italiano, ma ovis, da cui dipende, in latino. E se parlo di porta, io dico Janua, Janua, Januarius, gennaio, la porta dell'anno. E questo è un metodo didattico, che sto utilizzando, ma stanno seguendo anche i miei colleghi, che migliora l'uso del vocabolario, e saperu, arricchisce il lessico, e saperu, e in più il confronto etimologico ti apre le porte e ti fa diventare internazionale. Commente vinicussu a Giacomo Devoto. Appunto, ad andare qualche cosa in buono, e già l'andare a qualche cosa in buono. Siamo in una scuola, non l'ha nata nessuno, né a su Genovesu, né a su Laziale, né a su Lucano. Siamo in una scuola dove lo spirito della migliore modernità appare evidente. Retorica però appare evidente. Dei bambini che non hanno ancora studiato il latino e si interessano al rapporto triplice tra lingue, raggiungendo risultati esemplari. Aterubo devo narrare. L'unica cosa che Bonnaro è chi se lunara da Maltru Tonino Ledda, lunaraia de gannos innanti dessa derrutta di questa situazione, dessa crisi, che ha un altro poeta bulu che mi piace da mentovare, che è Tiurimundu Vidas, e su 1977, un anno innanti di si che morrere, nel Zedi si aicolano che la giughides, Salim Basalda, sezisi di salizende a Vizzoboltroso. Grazie. Cristian, grazie di aver che ogni volta tu che aver siucca da uno zinno di impultumano di cabale, però a giocare tutto, a comprendere l'importanza di accioppare una maniera di proprio come Anaria disse, di mantenere la mantessi dignità a Salimba nostra come italiano. Insomma, la storia non conta da chi fosse, se vedi, hai una visione bella, poi questo è successo. Bene meta. E tanto facciamo leggere come, prima di andare a fare teatro, facciamo leggere a Giuliano Ledda, frate di Tonino. Giuliano Puru è poeta, ha scritto fino a sono libero, giusto? Sì, grazie. Da giù con il suo microfono. Grazie. Ciao Tony, dovunque tu sia, noi siamo qui per ricordarti con tanto affetto e ora leggo una tua poesia. La mia città, amara la mia città, nelle viuzze assolate, dove sui ciottoli e le scale da tempo e tempo cadono meste le ore sganate dai campanili. La quiete è seduta nei bar coi proprietari di terre che parlano sempre di piogge ormai più care del vino, figlia di braccianti inerti si rubano le fette d'ombra. Soltanto il banditore annunzia cose nuove. La gioia è nei terrazzi
tra i panni tesi al sole che sventolano chiassosi come bandierine di festa. Ciao Toni. Grazie. Grazie a Giuliano. Si rende su conto, si rende un filo di storia. L'ha anticipato Salvatore, ti do grazie, che una delle prime cose che mi ha raccontato è questa. Antonio Lughia, che a un certo punto Tonino si rende conto che la malattia sua vi peorende, però su premio vide una cosa manna, e disse l'ultima cosa che poteva pensare è che su premio si deve affermare un paradiso. E tanto Ponze e fide in un giovane, diversamente giovane, un giovane di Duda, Antonio Canale. Intendete questo conto? De sentito so. Una die Tonino andita al domo di Antonio e di Lughia e lì nel Zeidi fai dende con Lughia. Oh Lughia, ma tu è accordo se sì Antonio mi date una mano, anzi sì che di su travaglio che ha fatto e issa te la riporto zitto che issa ha compreso su chi vidi su premi ottieri rosa saligna in trea ha compreso su canto vide in posto umano sa creatura di Tonino Ledda che issa ha compreso che Antoni dovendo seguire il suo travaglio per i suoi premi ottieri che già trabalho umano è necessario di stare più pago in domo, no? Di stare più pago a colzaissa e tanto sa femmina come ti si narra in seguito di un mine manno veste una femmina manna e tanto Dio ti darò grazie e Antonio che ti no che insomma è stato segretario per più di 40 anni, no? E ha fatto dello su gigante, che a Trinoese per più di 40 anni, e si è agito sui primi ottieri ad Ainanti, e insomma, lo conosco in tutto, del suo testimonio, come da Boisi, che va poeta, sa, che quando va a dei suoi primi ottieri, gli va la lacrima. E lì narrano su primi ottieri l'università preso poeta, sa, nato tutto, no? E tanto, insomma, che cosa non ha nada, sa? Bene, ho penso io, sempre a due, e che dite in tutto, già ti conoscono, ma è giusto attendere fino a suoi amici che non sono obbedienti in YouTube. Grazie. Per tutti noi qua è una serata importante, conosciamo un po' tutti e vogliamo tutti bene a tutti quanti. Io credo che possiamo chiudere così perché è bellissimo. Grazie Antonio, grazie di cuore per tutto ciò che hai fatto e tutto ciò che si chiede a fare. Emmo, fidi poeta sei tutto. Prosatore anche. Allora... Prosatore, sì. A ben che tu vieni a premio è un'altra cosa da sentire. Pittore anche, pittore anche.
che Antonio ha vinto il primo premio di prosa. Di prosa. Poi in tanti altri concorsi vinceva sempre. E andavamo a girare la Sardegna a ritirare premi come fanno adesso gli altri. I giovani. Sesto. Io lunare in onore di Antonio una cosa, issa ha incominciato su premio Tieri 82 e ha dato su testimonio a Marco su 2024, fa che te so conto se fa che 42 anni, ha più di essere un grande poeta, essere stato un grande segretario e su più grande calamburista d'Italia. E questo è proprio lo spirito poetico di Antonio che penso che è stato a Pizzu e l'ho fatto sapere che stiamo mettendo un altro segretario. Una bonde conto, chi l'ha piscita dai pago. Praticamente fino intervistando so de Sarai per su premio Tieri e quando si intervistatore che vede italiana italofona ad inteso isse si narei a Canalisi e l'ha nato, ma lei è il padre della velina. Antoni assicutta commente a gli dare un cazzotto a sa prima, l'ha no, io sono il padre della felina. Casavizza si narra felina. Un applauso che è il premio Nobel Antonio. Un'altra cosa che Kelzo a Mantaradeo Milana disse, come Milanato Lucia, è che Antoni ha posto innanti su premio Tieri a sua poesia sua, sempre, tant'è vero che non ha più partecipato a premio, se posto a un'ala sua, però fare in modo che nessuno poteva narrare chi se partecipante a altro premio, li daiano, come ti dicono, su contentino, però voi li torrare su Viaghere e su premio Tieri. Tanto di cappello, Antonio. No, e nessuno meda, Deo dico. E voi me lo confermate, proprio a posto su premio Tieri innanti a sa vita sua. E ti devo tornare. Sempre proprio può contare un'altra cosa, l'estra su premio Tieri, s'archivio su premio Tieri, arrezzito Cacanoe, proprio su, grazie a un'amica che ha poi venire in sala, Floriana a me, che nos ha aiutato a fare comprendere che l'archivio dei premio Tieri è d'imposto manno prodotta Italia. E tanto sul Ministero ha connotto proprio scritto che l'archivio dei premio Tieri è un bene del Stato italiano. Questo è un risultato, però grazie a Floriana che ti nove per il suo lavoro umano che si è fatto, però l'archivio dei premio Tieri che in questa diese bisogna archivisti che sono lavorando, sempre grazie a un finanziamento del Stato, a fare a maniera che l'archivio sia tutto bene catalogato, tutto, insomma, andiamo a fare dare, andate a intendere di questo lavoro che sono facendo in noi sul centro di documentazione della letteratura sarda, che è Sinottieri ed è su più umano. E l'importanza della scrittura. L'importanza e quindi nei tempi lunghi della lingua, perché chiunque può andare in quel fondo, studiare e capire cosa è successo. Questa è l'importanza della scrittura, parafrasando ancora leziosamente Derrida, aveva visto bene. Nel tempo adesso quel fondo diventa un vero e proprio tesoro anche linguistico per è un lavoro che sta incominciando come viene da chiedere come abbiamo sapito sul primo frutto di questo lavoro, ma che andate a fare? Meda. Tanto, seguiamo a fare dare Dino. Torniamo a cominciare da ora. Ma questo poeta,
So poetas, mannos minores, dei te vaeddana, in so scritto si soro. Cal'idea ana issoso de sa Sardegna, de su mondo, un uzzinno, non lo dà un uzzinno, tu che sei giurato, indichisi. Questo è... Ma intanto la cosa più interessante, questo riguarda più o meno tutti gli autori sardi in tutte le lingue, ma lo conferma e lo hanno confermato i poeti che hanno partecipato al Premio Zieri. Il più appassionato oggetto di scrittura è la Sardegna. È il più appassionato oggetto di scrittura. Se io dovessi dire qual è il grande tema, il protagonista delle poesie dei sardi, la Sardegna, declinata in tutti i modi. Anche quando si parla della madre, c'è il discorso Zarecuida, no? Recue su viso a Samama, chiude Antonino Muraena, cioè in questa, perché è tipico del letterario, ecco l'importanza del letterario, no? Quel discorso che si faceva prima, che è la cultura che dà senso al mondo, il tuo senso del mondo passa attraverso il discorso del mondo, quel discorso del mondo è la lingua letteraria, il testo letterario è il testo a più alta densità comunicativa. Questa è l'importanza del poetico e del letterario, alla faccia di chi diceva che i poeti non contassero nulla. E in questa transizione modellizzante accade, possiamo porla così in termini veramente psicanalitici, questa sorta di sublimazione di un inconscio collettivo. Proprio io dico nel senso junghiano, cioè ritornano questi archetipi, queste immagini, queste figure che non sono solo del poeta, che tu capisci che sono condivise da un'intera comunità. Vi faccio degli esempi. La descrizione del paesaggio, cioè perché come si declina questo appassionato oggetto di scrittura? Il paesaggio e la storia. Intanto la descrizione del paesaggio. Quale Sardegna? È un paesaggio edenico, paradisiaco, che dimostra come noi abbiamo nei confronti del paesaggio un rapporto simbiotico. A proposito di paleoliche, cioè come quella transizione modellizzante del nostro paesaggio ci restituisca l'idea della nostra identità. Entro ed esco, non voglio fare polemiche. Se avessero letto i nostri poeti, i nostri artisti e i nostri scrittori, avrebbero capito che l'ambiente non è un oggetto di cultura, è una condizione dell'essere, della tua identità, che rimane nella nostra memoria. La descrizione del paesaggio, il modo con il quale noi lo percepiamo, da mitica Arcadia, la Sardegna come esistenza assoluta. Cioè sembra che il mondo si chiuda qui, noi abbiamo tutto. La storia, il tema della storia, è un altro di quei temi che trovi nei poeti, nei testi, che si declina attraverso due percorsi. Quello che Cambosu chiamava il mito della cattiva stella, quest'idea di un popolo malfattato, zazzenia malassortada, nel rapporto con lo straniero giunto da esumare per imporre le sue leggi. Il popolo ritorna a questo archetipo che io continuo a dire, attenzione, non confondetelo con lo stereotipo. Ritorna l'idea nell'inconscio collettivo, questo sentimento di un tempo irrimediabilmente perduto, che stava in quella generazione, cioè l'idea
di una patria che non c'è più probabilmente. Il concetto di tempo mitico ritorna in tutti gli scrittori, in tutti i poeti. La nostalgia, il tema della nostalgia è impressionante. E voi mi direte, ma sì, ma che dice? Ma la nostalgia è di tutti i popoli, no? Noi siamo originali in questo, perché non siamo nostalgici in absentia, lontano, e siamo nostalgici. Lo dimostra il fatto che siamo una delle comunità che in rapporto agli abitanti ha il più alto numero di circoli degli emigrati al mondo. Non lo si dice mai, questo forse almeno tranne Simone, che sa bene, persona, dice quanto ci sia quel cordone ombelicale mai reciso con la madre terra. Noi viviamo quell'io di immediato, siamo nostalgici qui, noi siamo nostalgici qui, di una terra, no, di un tempo perduto. È impressionante questa cosa, ha scomodato la psicanalisi questo, cioè noi sardi in questo siamo, e lo ritrovi in tantissimi testi, certo l'antropologia religiosa, certamente il concetto di identità. Mi dia piacere a Salvatore, proprio so poeta, faeddan de Deus, de religione, qual è il rapporto cana, o insomma, si bestattero un altro argomento che due a Cioppasa e che ti ha lasciato uno sinnu sottemasa de so poeta. Beh, io mi occupavo soprattutto di poesia degli emigrati. Negli emigrati queste cose che dice Dino erano ancora, come devo dire, io quando scrivevo questi brevi articoletti li invitavo a parlare delle esperienze che facevano lì. Ora, sei in Germania, sei a Colonia, sei in una città d'arte italiana, dimmi cosa c'è a Milano, cosa c'è. Mai. L'argomento principale era la Sardegna e purtroppo, diciamo, sempre con un rimpianto. C'era l'infanzia, c'era la mamma, c'era la famiglia, c'era il lavoro che avevano fatto prima di partire, ma rimaneva il tema dominante rimaneva la Sardegna. Poco da fare. Bene. E a te Simone, poi torniamo a Dino, che ad cacciare cosa di non comparsire. A te Simone, te chi ti è stato sende in Parizzo premio in Parizzo giuria? Sos argomento de so poeta in Sardegna. Ma Deo, se mi permetti, che rionare una cosa sopra la questione del sordisterraus. Su la tropea di anare chissà limba è una cosa importantissima, importante a me da deponere, se no poi Antonello Garau mi brigata. No, perché non si nata importantissima, si deve narrare importante meta. Tanto, questo concetto de salimba come sinzale prulladino desidentitade è una cosa che sordisterrauso intendene meda, intendene è uno dei sostemmas che prusu abbarrana in sudisterru e badenarre revinzas a chi ana boccao a campo un premio di poesia. Questo è un premio di poesia che si va che in Milano, che è importante meda, e che su sinno più importante dell'identità è la limba. Tanto questo è uno dei temas puro de esas poesias. Su tema de sa limba commente senzale de identidade è uno dei temas che azzappamos belli in tutti i premi de poesia, si azzappa sempre. E che è una tropea, lo torna a narrare chi
accappiata vinzas a sarbiddas, a sa pizzinnia, tanto sa limba est uno de sos istrumentos prus importantes finzas in sa literatura. Si di a narrare si va che meta linguistica, cioè faveddamus in sardu de su sardu, e non pezzi de su sardu, ma de tutto sa limbasa de Sardegna. E questa importanza de sa limba depo narrare sa federazione de sos associos de sordisterraos la mantesa sempre finza scommo semus traballande chi s'Università de Mea e chi sa Vasi a un progetto che applicavo in considero sas intervistas, sas memorias de sos sardos de su disterru, in sardu e in tutte le lingue de Sardegna, provacere uno corpus, si nata in linguistica dei corpora, pro studiare su sardu de su disterru, ma la cosa bella è che noi si no ammus un materiale mannu de sardu faveddau pro li studiare. E tanto semus incominciando che in su materiale che amus colliu in su disterru. Questa è una cosa, penso che siete importante meda alla narrare. E poi noi così appo nausu che ti visi settande, ma questo è insomma. Su capoleggi di Veo, insomma, posso narrare adesso 3 anni su chi questo travaglio su desa giuria, da poleggi tu tutto questo tema, se no besti un tema chi so poeta in Sardegna non lo vedono, chi sia sa guerra, chi sia sa vaghe, chi sia da sul legame con Deus e Gai, vi torniamo su facciamo un altro, una notizia, ma la potremmo dare poi che intendiamo su Torra so poeta, dai, facciamo un altro momento andiamo a Pier Giuseppe, vi torniamo su Dini, scusami, tanto Pier Giuseppe e poi Tetta Becciu. Incanto a tema, il custade commente in questa poesia si va da su ruolo de su poeta. Se non le mie parole, cosa darò? Cosa darò se chiede al pastore invecchiato sopra i monti, sempre in attesa di erbe e primavere, e al pianto della donna dell'ucciso che mendica giustizia in tribunale? Cosa darò? Cosa darò se chiede a chi vaga bendato tra le spine, in ansia di un riscatto da pagare, e alle donne già vizze per l'amore, in lacrime, per gli uomini emigrati? I giovani hanno l'anima pestata, non sanno più cantare che col vino, e mitra ancora sgranano sui monti rosari cupi di sangue e di vendette. Il cuore geme, preme sulle labbra per la mia gente che mastica rancore e ingoia fiele in pena tra i nuraghi. Ma nulla posso se non dirlo ai fratelli e attendere, sperare e alzare il canto che son poeta e null'altro possiedo se non la voce, se non le mie parole. Tetta Becciu
ti devo dire Cugia che hanno tappo presentato prima, che tutta sa poesia, sa musica di Giuseppe Salis, non si fa attendere compagnia, perdonami. Uomo, poesia tratta dal libro L'ora delle fate. Essere uomo strozzato dal tempo, non melograno, asfodelo, mimosa, ciottolo, pesce, fiume sereno e in cielo di rondini cigno armonioso. No, uomo, solo uomo. Uomo di sangue, di ansie, di pene, che ogni giorno vivendo rincorre la morte. Uomo che scava negli occhi dei figli, cercando ogni giorno una luce, più luce. Uomo ogni giorno dal volto più vizzo, che conta ogni notte i colpi del cuore. Uomo d'angoscia, che implora, che spera, che chiede dal mondo segni d'eterno. Grazie Tetta. Quindi Dino, ti ho interrotto, ma avevi qualcosa di importante e quindi dicelo. Stiamo cercando di, come dire, fare comunque un po' di dinamico il colloquio in questo tavolo che sei un giovane. Ecco, grazie. No, mi è venuto in mente, insomma, ne volevo approfittare anche per darvi la notizia, ne approfitto. Legato al discorso del rapporto con la propria terra, l'idea della Sardegna come madre, una parolaccia, vi dico, un'altra parolaccia, si dice isotopia sememica, un altro archetipo, un luogo che ricorre esattamente quello della madre, in Sebastiano Satta, in tanti autori, in Giuseppe Dessì, in tanti poeti, e capisci che dietro quella figura della madre c'è davvero sempre proiettata quella della Sardegna. È una cosa impressionante questa, che mi colpisce tantissimo. E a proposito di quei sardi, ovunque noi andiamo portiamo sotto i nostri piedi la terra sarda, diceva Emilio Lussu. In questi giorni, ecco la notizia, dal responsabile e direttore del Fondo Autografi Scrittori Sardi dell'Università di Sassari, sono riuscito a portare le carte di Maria Giacobbe all'Università di Sassari. Dopo un'interlocuzione interessantissima col figlio, che ha vissuto una vita a Copenaghen, e quelle carte, i manoscritti, i dattiloscritti, le agende, praticamente ce le contendevamo con la Biblioteca Reale di Copenaghen, guarda un po'. E il figlio mi ha detto: professore, ci dia una ragione di questo. Al di là del fatto che l'Università di Sassari avesse già conferito una laurea honoris causa nel 2007 a Maria Giacobbe. E io dissi: perché sua madre deve ritornare a Itaca. Sua madre deve ritornare in Sardegna. E l'ho buttata lì, si è convinto. Sono arrivati 8 scatoloni di carte di Maria Giacobbe. Questa è la notizia. Ma stiamo iniziando a lavorare. Lei aveva la testa in Sardegna, sempre. Tutte le carte riguardavano gli articoli, le interviste, i rapporti con gli intellettuali sardi. Lei era quotidianamente informata su tutto ciò che accadeva in Sardegna. Stiamo parlando di 50 anni di esistenza, cioè viveva a Copenaghen, ma era informatissima
di tutto ciò che accadeva fino all'ultimo in Sardegna. Questa era la notizia che io volevo dare, anche per confermare quello che diceva Simone, quello che diceva Salvatore, come poi questo legame, quel cordone ombelicale con la madre terra non si recide mai. E sono sempre grazie. Faidende di Limba e faidende di scuola e di università entriamo in nove. Deo caccanno vaga da poco noto a Bainzu Piliu e poi a Poligi del Libero, che lo presentai di Noghi Nottieri. In questa bella occasione se chi Noghi in questo centro culturale Santo Francisco è uno centro libero, so, musica, cultura, è proprio di tutto, si occupa e che tornare grazie a Socchi Bidrabagliana, a suoi amici dell'istituzione San Michele che d'ogni occasione non erano mai chi nono. Qualsiasi cosa li propone, se però fare cultura in Noghi Nottieri, emmo. Adesso contento me da. Tanto, tornando a Gussu, ben Zupiliu ha dovuto fare su uno, come si narra? Se deve impuntare proprio per fare sa laurea in saldo. Questo ha preso Deo e ne approfitto per preguntare, ma it è cambiato in Sosanno in questo rapporto delle università e della scuola con Salim Basarda? È legittimata o no? It è succedendo? It è cambiato? Sì, è cambiato qualche cosa in sul campo della scuola e delle università. Scusami. Forse sì, è successo che abbiamo dovuto accettare che se Europa conosceva da Salim Basarda come una lingua di minoria, però essere sicuro che vede una lingua e deve mantenere e valorizzare. Facendo un discorso che è difficile, però forse è dovuto succedere questo, che abbiamo dovuto accettare che se Europa non era da scritto che Salim Basarda è una lingua di minoria e che era tutelata? Che succede? Ma per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda non abbiamo aspettato l'Europa, proprio perché venivamo dall'esperienza del Premio Zieri e venivamo anche da quella memoria che ci ha un po' emozionato trasmettendoci il nostro maestro Manzi. In qualche modo certo la scuola e l'università, dobbiamo essere onesti e sinceri, è un dato di fatto, per decenni non ha mai riflettuto abbastanza sul discorso di quel contesto ambientale. Ogni comunicazione avviene in un contesto e anche naturalmente il processo educativo non può prescindere dall'ambiente in cui cresci. Lo stava dicendo molto bene Cristiano. La tua capacità di conoscere, di fare, di essere, che costruisce la tua identità, non può prescindere dalla soglia di casa. Questa è la pedagogia spicciola. Se tu a un ragazzo, a un bambino di Orgosolo narra su Asu, non è la stessa cosa che tu dica Parmigiano Reggiano. Per un bambino sardofono su Asu tutto il significante, il valore eufonico lo riporta a un universo concettuale e a un universo soprattutto psichico, lo rimanda al suo mondo antropologicamente connotato, che i sapori, gli odori, il suo mondo, i giochi, è chiaro? Se tu dici Parmigiano Reggiano lo stai desituando nello spot televisivo. Questa è, come dire, siamo alla... Allora da qui nasce, da questa consapevolezza, nasce negli ultimi anni questo tentativo di istituire, parlo per me, all'Università di Sassari, di un curriculum organicamente strutturato, come amo ripetere, è un curriculum della laurea magistrale in lettere, in lingue e cultura della Sardegna. A Sassari c'è
Ci sono gli iscritti, sta andando avanti ed è l'unica università in Sardegna, perché l'altra è Cagliari, che ha nell'offerta formativa una laurea magistrale non in lingua sarda, in lingue e cultura della Sardegna, perché tutto nasce esattamente da quella consapevolezza di cui si parlava prima a proposito di Tonino Ledda, cioè che non è possibile che uno studente sardo che si lauri in lettere all'Università di Sassari e che all'80% va a insegnare nelle scuole, debba prescindere dalla conoscenza di quei codici che hanno plasmato storicamente e geograficamente l'identità di quelle comunità. Cioè deve essere preparato anche per affrontare quel conflitto dei codici, quelle interferenze. E quindi si insegna la letteratura, si insegna la linguistica col professor Pisano, si insegna la musica in Sardegna e geografia, storia dell'arte, perché si parla di linguaggi. Attenzione, noi parliamo di lingua. La lingua è vero che è il codice primo che veicola tutti i codici, però non dimentichiamoci degli altri linguaggi, degli artisti, degli scultori, dei musicisti, che hanno contribuito a costruire quell'identità e che uno studente deve conoscere. Certo che la lingua è naturalmente la prima questione, non c'è dubbio, ma ci tengo molto a dire, anche grazie all'aiuto di Simone, che a Sassari noi abbiamo i laboratori di sardo, di gallurese, di sassarese e di algherese. Cioè uno studente che si laurea in lettere può scegliere 6 CFU di gallurese, di sassarese, perdonate se mi ripeto retoricamente, di algherese e di sardo. Questo è importantissimo perché come dire, è una risposta esattamente a quelle questioni che in relazione al filmato che ci ha fatto vedere Cristiano, alle questioni che si ponevano. Ci vuole un'offerta formativa che risponda al bisogno, questo è il futuro. Questo è l'universale concreto. E con la speranza che poi nella scuola, come dire, diventi a un certo punto, questa è la speranza, partendo dall'università, che nella scuola l'offerta formativa della cultura e della lingua sarda, oltre che delle lingue sarde, diventi una costante, perché questo non può che essere il nostro futuro, non c'è dubbio. Questa che è una bella nova, in suo senso che è già vecchia, questa. In suo senso che possiamo accettare che incominciano a essere in questa società sarda sempre più maestros o professori che imprende la lingua la tornano a fare entrare in questa scuola. Questo è un disegno umano. E può essere che si cola, come ha contribuito a creare su saldo, che purtroppo lo dobbiamo usare, si cola, ha contribuito a creare su saldo da sa famiglia, si cola a volta da giocare sa famiglia a tornare a impitare su saldo in cada dia di sa vita solo. Può essere, questa è una, potremmo assumersi essere un'ispera, no? Ed io sono convinto di questo. Torrende a entrare nelle università che danno sommasso e professori appende questa competenza aggiunge su pisello a tornare a entrare in domo con Susaldo che Susaldo ha la dignità di sua, non va dubbio, o siamo a intendere a Tonino Ledda e approfittiamo di far dare le poesie di Saldo ed è un'altra cosa di importo è che s'associo ai miottieri da sempre, siamo su questo lavoro, pone data aiuto a tutto Sarte in Sardegna, che facciamo musica e poesia, o buru,
facciamo su fotografia e poesia, ne approfitto per bonnare chi sa chi da chi intrada, incomincia da mostra di fotografia di Salvatore Ligios sopra di sa poesia in Sardegna, la mosa fare alle Clarisse, ad arrestare a Betta dai che navura pensa a suo primo di Natale. È una mostra bella. Tore Ligios non volevo contare io chi è, insomma, non vediamo su che navura a questa mostra di Salvatore Ligios. Poi, altra cosa, abbiamo presentato films in questo anno, fatti in Sardegna, abbiamo presentato documentario, questo proprio narrare che su premi ottieri non fa edda, non si occupa solo di poesia, ma finasa di tutto ciò che si in giro a Sasse, di Sagale, la letteratura e sa semana. Sì, andiamo nos accolziamo a concludere. Ascoltiamo l'ultima poesia di Tonino Ledda, Torre a chiamare Pier Giuseppe. E poi credo che ne ho che narrare fino a qualche cosa sul presidente del Giattovio o del socio Vittorio Ledda. Pier Giuseppe. Quest'ultima cantone mi l'ha arrivata a Savina che sa chi prefero. Non ti ha di figurare Bolunaro come esempio delle Biesa, finza in un libro che diamo meda che si intitola Lezioni americane di Italo Calvino. E sei stata del vento, la mia moglie. Dentro il vento bramoso che ti sparge i capelli, che è deciso, ti preme più che veste sull'anca, e stupendo amatore ti avvolge di sospiri, ti ho perduta, ripresa, ti ho sentito lontana. Sull'immenso balcone tu sei stata del vento, che ti ha reso leggera, ribaciato le ciglia, posseduta nel seno e rubato il tuo odore, e immane una presenza di ignoto mi sgomenta, nuova malia d'amore che mi ribrucia le vene. Grazie Pier Giuseppe. Vittorio. Non so se parlarvi da figlio, da presidente del Premio Zieri, ma certamente vi parlo da bambino, perché ciò che avete visto io l'ho vissuto. Voi non sapete cosa voglia dire forse essere sotto un tavolo mentre la RAI intervista mio padre. Io l'ho vissuto, e come ho vissuto i canti dei bambini qui in piazza Cantareddu, coccoide, oga soccorro, so che io ti occo a coppo e sula. Queste cose che per me allora non avevano nessun significato, oggi hanno un significato talmente importante che forse non me ne rendo ancora conto. E vedere tutti voi qui oggi, quasi nessuno è andato via dopo 2 ore, significa che veramente mio padre è morto troppo presto. Grazie. Vittorio. Stiamo concludendo. Devo come che so segretario nuovo male come un tapotto, non posso narrare altro. È questa bella duda, questo bello conto, questa visione di Tonino Ledda che nos ha ammaggiato tutto. Noi abbiamo a seguire a fare su che possiamo con s'aggiudo vostro, del suo professore, s'aggiudo vostro, del suo decano ed s'aggiudo vostro che inide a gustare, che si può tornare
sididoso, che si no che se sididoso de cultura, sididoso de poesia, sididoso de storia. E tanto nos salutiamo su voi, Deo, torno grazie a Salvatore Tola, a Simone Pisano, Dino Manca, Giuseppe Salis, grazie a Cristiano Becciu, Antonio Canalesi, Luchia, torno grazie a Gianni Langiu che fa tenere la diretta in YouTube, torno grazie a so chi nos hanno ascoltato in questa diretta YouTube, non possono ringraziare, tornare grazie a Pierluigi Saba che è amico Mannu, lavoriamo su un pare per i premi Ottieri e tutto quanto so chi bisogna che non danno una mano. Sa regione Sardegna, mamma Sardegna, mamma regione, la potevo narrare gai, senza sagale, sa verità che nei nari non si canta a missa e tanto lo dobbiamo narrare, non dà una fiducia, non dà una fiducia di seguire questo lavoro. Torniamo grazie a su comune dei Ottieri, credo che non siano resistiti, dobbiamo venire a non porre su salute dell'amministrazione comunale, è in un momento difficile. È nuda. Grazie a noi bedesanos, noi bediamo che Nabura, prosa mostra de Torreligios alle Clarisse. Salutos a tutti.